Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di giovedì 9 dicembre. Coronavirus: sono oltre 318.500 le vaccinazioni finora effettuate in provincia di Belluno. L'85,2% dei residenti ha ricevuto almeno una dose, ciclo completo per l'83,6%. Terze dosi a quota 39.400. Circa 26.900 le persone completamente scoperte, soprattutto nelle fasce di età 12-19 anni e 30-49. E a proposito di persone contrarie ai vaccini, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana arriva la proposta di un manifesto del Veneto contro la violenza Novax. A lanciare l'idea Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI, che ha avanzato l'ipotesi al presidente della regione Luca Zaia e al sindacato giornalisti Veneto. L'obiettivo è reagire alle aggressioni Novax, come dichiarato da Giulietti. La regione, le sue parole, sia scorta politica per i cronisti siano scorta mediatica per gli amministratori. Da oggi intanto e fino al 9 gennaio scatta l'obbligo di mascherine anche all'aperto nel comune di Falcade. Lo ha stabilito un'ordinanza del sindaco Michele Costa in vista della stagione sciistica e del conseguente afflusso di turisti. La misura è in vigore nel centro del paese, a Molino, alla partenza degli impianti, e nella frazione di Caviola. Falcade è il secondo comune bellunese a introdurre l'obbligo di mascherina all'aperto dopo Cortina, che l'ha varato in occasione della Fashion Week. Cambiamo argomento: è stato un infarto a provocare la morte di Angelo Mainardi, l'82enne di Lorenzago di Cadore, mancato a 12 ore di distanza da una rapina subita nella propria abitazione nella notte tra sabato e domenica. L'uomo è stato minacciato, picchiato e legato a terra dai malviventi, fuggiti con un bottino di circa 200 euro. Qualche ora più tardi Mainardi si è spento. Dalle prime risultanze dell'autopsia eseguita sul suo corpo, la causa del decesso sembrerebbe da far risalire a un malore. Gli esiti dettagliati, attesi nelle prossime settimane, saranno decisivi per configurare l'ipotesi di reato contestata ai rapinatori. Al momento in procura è aperto un fascicolo contro ignoti per rapina, lesioni e morte in conseguenza di altro reato. Maltempo, disagi per la neve caduta nella giornata di ieri. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Cansiglio, dove alcuni automobilisti si sono trovati in difficoltà. Numerosi anche i mezzi finiti fuori strada in altre zone della provincia. In Alpago chiuso l'istituto comprensivo di Puos su decisione congiunta dei sindaci di Tambre, Chiesa e Alpago. Passiamo allo sport. Calcio Serie D. La Dolomiti Bellunesi riscatta il pesante KO di domenica scorsa contro il Cartigliano, andando a prendersi 3 punti nella trasferta contro il Delta Porto Tolle. Decisiva nella vittoria finale per 1-0 della formazione allenata da Renato Lauria. La rete messa a segno al quinto del primo tempo dal neoacquisto Raimondi. E sempre a proposito di calcio, dovevano scendere in campo ieri pomeriggio anche Longarone Alpina e Brendola per i quarti di finale di Coppa Veneto di prima categoria. Gara rinviata per la positività al Covid di un tesserato della formazione bellunese. Rinviati causa neve anche i recuperi di campionato tra Cadore e Cisonese, sempre in prima categoria. Il recupero del recupero è previsto per mercoledì 15, e Tambre Castiona in seconda. Niente da fare per la Darold Logistics Belluno, parliamo in questo caso di pallavolo Serie A3. Contro la capolista Videx Grottazzolina, la squadra di coach Poletto cade per 3-1. La sconfitta interrompe una serie positiva di 4 successi consecutivi conquistati dai bellunesi nelle ultime 4 giornate di campionato. Comunque soddisfatto l'allenatore Diego Poletto, c'è solo un pizzico di rammarico per il terzo set, il suo commento a fine gara, anche se questa prova non mi fa pensare a un passo indietro. Infine l'hockey Cortina in campo questa sera in trasferta contro il Renon. In palio l'accesso alle semifinali scudetto, sfida al via alle 20. È tutto con l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi, e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo.
Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio ABM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.